Sopralluogo lunedì mattina per l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia Cristina Mirante a Barcis, dove i lavori procedono alla grande se si pensa che è già stato registrato un avanzamento sostanziale degli interventi di sghiaiamento con oltre 100.000 metri cubi rimossi e la messa in sicurezza del tratto di strada con queste tempistiche. Manca il trasferimento della ghiaia come concordato fin dall'inizio del cantiere a Montereale. Mancheranno circa 20 giorni, al massimo un mese, dipenderà dalle condizioni meteo, per completare invece questa fase di trasporto, mentre la fase di sghiaiamento è completa. Un sopralluogo compiuto insieme al sindaco Claudio Traina e all'impresa aggiudicataria delle opere al cantiere di Barcis, dove è in fase avanzata lo sghiaiamento del tratto interessato dal passaggio del Rio Arcola. Dopo 3 mesi esatti dall'avvio degli interventi, lo stato dei lavori è in fase altamente avanzato. L'innesto del torrente nella Cellina è stato completamente ripulito, restituendo piena sicurezza alla viabilità locale, storicamente soggetta a criticità idrauliche. Un intervento resosi necessario dopo che il tratto di strada interessato era finito letteralmente sott'acqua 4 volte tra ottobre e novembre 2024, mettendo a serio repentaglio la sicurezza di chi utilizzava la strada suddetta, dal momento che gli allagamenti non sempre sono coincisi con condizioni straordinarie, anzi anche con piogge che duravano meno di una giornata. Al momento lo sghiaiamento ha comportato il trasferimento di 70.000 cubi, arriveremo a oltre 100.000 cubi in questo mese di aprile che sta per cominciare. L'importo complessivo delle opere, comprensivo di sghiaiamento, trasporto e pulizia dei tombotti, ammonta a 2 milioni di euro. Fra poco tempo la viabilità locale ritroverà sicurezza e piena percorribilità grazie a questo intervento strutturato che non avveniva da prima della tempesta Vaia del 2018.